Stiamo iniziando una campagna per quanto riguarda, speriamo almeno che venga capita dal consumatore, sui prodotti che usano, che non sono, diciamo, alle regole, perché l'abusivo li va a comprare dappertutto, non si sa dove, e quindi possono essere nocivi, anzi lo sono per quanto riguarda la salute. Quindi saranno fatti dei mega cartelloni appunto con le figure, credo che state vedendo, appunto per dare un senso e uno stimolo per questo tipo di campagna, per far sì di smuovere un po' il problema, perché di abusivi ne abbiamo tantissimi. Direi che è una delle cose abbastanza gravi del nostro settore, sia sulla conciatura sia sul benessere anche di massaggiatori, di tutta la categoria in generale, però noi siamo colpiti tantissimo su questo. Avete quantificato il problema? Cioè avete delle stime? Sì, abbiamo quantificato, in base alla Regione Veneto dovremmo essere sui 200 milioni di euro di fatturato di abusivi. In nero? Praticamente in nero. Ma soprattutto con il rischio poi per l'utente finale di... Cos'è che si rischia poi dal punto di vista concreto? Dal punto di vista concreto è che abbiamo praticamente dei componenti dentro ai colori, da dentro alle permanenti, parlo appunto degli acconciatori, che danneggiano il cuoio capelluto, addirittura anche provocare calvizie. Quindi non è una cosa semplice da spiegare e soprattutto da vedere. Certo. Vanno a finire in pronto soccorso e poi ci sono anche sostanze cancerogene, quindi credo che questo dica tutto. E oltre alla cartellonistica, ovviamente che serve, diciamo, per il pubblico di massa, come riuscite a sensibilizzare poi il cliente, cioè il cliente la cliente che troverà oggi pomeriggio nel suo salone? Cosa gli dice? Qual è la sua sensibilità rispetto al rapporto qualità-prezzo? Beh, prima di tutto io credo che quando hai un marchio, il negozio sia quello che dice tutto. Prima di tutto io ho una partita IVA che loro non hanno, io ho una USL che mi viene a fare un controllo con tanto di tabulati tecnici per quanto riguarda il mio prodotto che loro non hanno. Io credo che questo il cliente lo sa quando viene in negozio da me, altrimenti non avrebbe scelto me, ma avrebbe scelto un abusivo. Perfetto, grazie mille intanto per questa testimonianza e buona campagna, perché è veramente importante, penso più che altro proprio anche per la salute, insomma. Sì, e poi soprattutto per la salute. E per io il spero bene che sia capita dal consumatore.